Dopo 5 giorni di stop, Gazprom ha riaperto i rubinetti, il gas russo torna a scorrere dal metanodotto di Tarvisio al resto dell'Italia. Rimane la preoccupazione di Federica sul caro energia, il gioco in futuro stesso dell'Europa. I casi Covid aumentano, ma gli ospedali non soffrono. Avanti con la vaccinazione, dicono gli infettivologi riuniti a Pordenone. Mascherine solo per fragili sintomatici. Il 12 ottobre parte la campagna per l'antinfluenzale. In vista delle elezioni amministrative del 2023, il leader di Prima Udine, Enrico Bertossi, avverte i partiti di centro-sinistra: senza primarie non ci sarà coalizione, a quel punto la sconfitta è assicurata. Esposto in procura degli Amici della Terra sul ritrovamento di una cinquantina di animali morti all'oasi di Fagagna, sarebbe colpa di una tossina botulinica, il sindaco colpa del sovraffollamento, stiamo intervenendo. Il Pordenone ha perso al Tegel contro l'Imolese per 0-1 nel primo turno di Coppa Italia, gara stregata per i Ramarri che hanno più volte sfiorato la rete ma sono stati trafitti al 91esimo da una rete da calcio d'angolo. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sono ripresi attraverso Tarvisio, porta d'accesso all'Italia, i flussi di gas approvvigionati da Gazprom. All'annuncio su Twitter di Gazprom è seguita una comunicazione ufficiale da parte di Eni. In una nota la società spiega che la ripresa delle forniture è stata resa possibile dalla risoluzione da parte di Eni delle parti coinvolti, dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache. Eni era al lavoro per risolvere la situazione dallo scorso 1° ottobre, quando la fornitura era stata interrotta, come da comunicazione della stessa società, per la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attraverso l'Austria. Gazprom, insieme ai suoi buyer italiani, ha specificato su Twitter la multinazionale russa è riuscita a trovare una soluzione per quanto riguarda il formato della cooperazione. Alla luce delle modifiche normative che sono state introdotte in Austria alla fine di settembre di quest'anno, ciò consentirà di riprendere le forniture di gas russo. E sul tema energia è in gioco il futuro dell'Europa. Sono parole del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che commentando la ripresa del flusso di gas russo indica il contrasto al caro bollette come la partita che l'Europa deve giocare unita. L'Austria ha riaperto le valvole per il gas proveniente dalla Russia dopo alcuni giorni di chiusura per alcune criticità legate al modo di pagamento. Eni ha comunicato che il flusso ripreso questa mattina, resta però il nodo politico. Ma quello che oggi ci preoccupa in modo drammatico è il costo dell'energia. Mi auguro che tutti i paesi europei, anche quelli più reticenti, possano capire che se non si ha un approccio unico, rischiamo da una parte di far saltare il sistema produttivo e il sistema sociale europeo, dall'altro di far saltare l'Europa stessa. Sorprende, devo dire, che alcuni paesi che sono padri fondatori dell'Europa scappino da questa responsabilità, perché scappando da questa responsabilità se ne assumono una molto più pesante, ovvero quella di far implodere l'Europa. Resta alta l'attenzione sul caro bollette per gli imprenditori e non solo. Abbiamo un problema di tutta la parte produttiva, ma anche delle pubbliche amministrazioni, pensiamo ai comuni e quindi ai servizi pubblici. Il problema è drammatico, se non si affronta tempestivamente e in modo risoluto rischiamo, ribadisco, una situazione che sarà fuori dal controllo di qualsiasi governo europeo. I dati della pandemia: sono stati registrati 1.689 casi di Covid nelle ultime 24 ore su un totale di 6.670 test tra molecolari e antigenici, 3 le persone decedute, 2 a Udine e 1 a Pordenone. Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva e 206 negli altri reparti. E i casi Covid, come avete visto, aumentano, ma gli ospedali non soffrono. A fare il punto sono gli infettivologi riuniti a convegno a Pordenone per parlare non solo di pandemia, il virus è ovunque, dicono, avanti con la vaccinazione. Sulle mascherine arriva l'indicazione medica, le mettono solo i soggetti fragili o chi ha sintomi.
I casi Covid sono in sensibile rialzo anche in Friuli Venezia Giulia, ma il mondo medico non si allarma perché se è vero che i positivi sono in aumento, le ricadute ospedaliere non fanno altrettanto e il vaccino resta l'arma migliore. L'incremento, diciamo così, dei casi che c'è adesso è comunque un incremento che vede una percentuale molto piccola di pazienti che hanno problematiche legate al Covid e che necessitano di ricoveri collegati al Covid, proprio perché è diventato endemico, quindi è un virus con cui avremo sempre a che fare e la vaccinazione ha dimostrato di incidere in maniera importante sulla progressione di malattia, rendendo proprio questo virus molto più innocuo e rendendolo molto più simile a un virus influenzale. Quanto all'uso della mascherina, che accadrà? Domanda difficile perché dipende da che cosa consideriamo. Se consideriamo essenzialmente, squisitamente i numeri, è ovvio che in linea teorica sarebbe necessario rimettere le mascherine. In realtà, se consideriamo invece che siamo in endemia, l'atteggiamento corretto delle mascherine sarebbe usiamo le mascherine nel momento in cui abbiamo dei sintomi o se siamo delle persone a rischio, gli immunodepressi e i polipatologici e gli anziani, quando andiamo nei luoghi chiusi. Cioè lo mettiamo in maniera mirata per protezione del singolo rispetto agli altri, non più per cercare di andare a contingentare la popolazione, perché ormai il virus è, diciamo così, scappato, tra virgolette, ormai è all'interno della popolazione e non è più quindi produttivo da quel punto di vista. Però sia chiaro, questa è una decisione politica. Ma gli infettivologi riuniti nel sesto convegno Intra a Pordenone puntano il dito anche su altri aspetti slegati dalla pandemia. Il tema a noi molto caro come infettivologi è la lotta all'antimicrobico resistenza ed infine una terza sessione più, diciamo così, con un focus di miscellanea di argomenti di interesse anche per la medicina generale. Prenderà il via il 12 ottobre la campagna vaccinale per l'anti-influenzale. Il Presidente della Regione Federica e il Vice Riccardi lanciano un appello ai soggetti fragili a sottoporsi alla profilassi anche del Covid. Il via è fissato dal 12 ottobre e l'appello dell'istituzione è di fare sia la profilassi antinfluenzale che quella per il Covid. Il Presidente della Regione Massimiliano Federica e il Vice Riccardo Riccardi insieme ai tecnici hanno presentato la campagna vaccinale che presenta una novità importante, ovvero la possibilità a breve, sono in fase di definizione di accordi, di fare il vaccino antinfluenzale direttamente in farmacia. Siglato il protocollo, si procederà con la sperimentazione in 3 strutture, una per azienda sanitaria, e poi allargando il cerchio fino ad arrivare al 10% delle farmacie che aderiranno su base volontaria. Le 2 direttrici principali su quali il sistema di salute deve fare dei passi avanti sono l'appropriatezza e la prossimità. L'appropriatezza è funzione della prossimità. È chiaro che io più incontro vado al cittadino, meno il cittadino è chiamato a fare dei percorsi spesso inappropriati, quindi io credo molto nella struttura territoriale, credo molto nella funzione del medico di medicina generale e credo molto anche nella farmacia dei servizi, perché il presidio territoriale che le farmacie sono in grado di garantire è un patrimonio prezioso che va utilizzato nelle forme ovviamente sostenibili in questo lavoro che noi stiamo facendo anche con le farmacie. Il vero tema è stato spiegato e come superare la stanchezza vaccinale. In questo senso il Presidente della Regione ha evidenziato quanto la prevenzione sia una partita fondamentale per ridurre la pressione sul sistema sanitario e per consentire alle persone di vivere al meglio. Federica e Riccardi hanno ricordato come questa stanchezza sia comprensibile, ma la guardia non va abbassata per nessun motivo e questo spiega perché a fronte di un aumento dei contagi da Covid non ci sia una pressione sugli ospedali più alta. Sul fronte proprio del Covid non ci sono controindicazioni e anzi è raccomandata la 4ª dose e si può fare anche lo stesso giorno dell'antinfluenzale. Restano ovviamente separati i canali di prenotazione, con l'antinfluenzale da prenotare tramite il pediatra o il medico di base, gratuito per i soggetti a rischio nelle fasce d'età da 6 mesi a 6 anni e per gli over 60. Per il Covid i canali sono noti e anche questo vaccino è gratuito per tutta la popolazione. Siamo alla politica. In vista delle elezioni amministrative del 2023, il leader di Prima Udine, Enrico Bertossi, avverte i partiti di centro-sinistra. Senza primarie non ci sarà coalizione e a quel punto la sconfitta è assicurata. Noi abbiamo iniziato un percorso molti mesi fa in alternativa al centrodestra, a un progetto che fosse di larghissima coalizione. Ci sono anche i 5 Stelle, ci sono molte liste civiche e che mettesse il programma in prima pagina. Abbiamo lavorato con molte persone anche che oggi abbiamo letto sui giornali invece fanno parte dei sostenitori di un nome. Io non entro nel merito delle qualità di quel nome, ma cambiando completamente il metodo. È una situazione che poteva essere molto positiva,
per le elezioni del 2023 che si trasformerà in una probabile sconfitta. Noi suggeriamo le primarie. Dirci che non si possono fare le primarie perché si inaspriscono i rapporti e bisogna accettare la candidatura, chiunque esso sia, di un gruppetto di illuminati, questo per noi è inaccettabile. Come abbiamo dato l'adesione a una larghissima coalizione e a un programma serio per la città, se queste due cose non si realizzano, probabilmente ce ne riandremo da soli. Prenderemo dei provvedimenti, mi auspico che vengano individuati i responsabili e paghino per ciò che è successo. A dirlo l'assessore alla sicurezza di Udine, Alessandro Ciani, la notizia dell'imbrattamento del murales nel sottopasso di Piazzale Cavedali. Su un dispiacere per l'artista che lo ha realizzato a una settimana dall'inaugurazione. Inaugurato appena 6 giorni fa è già imbrattato il sottopasso di Piazzale Cavedali a Udine. Ci ha particolarmente ferito questa intrusione, questo imbrattamento del dipinto appena terminato, perché sottolineiamo che è stato un dipinto corale, non è stato fatto da Lorenzo Vale, ma è stato fatto da un gruppo di ragazzi e ragazze che a giugno, a luglio e a agosto di quest'anno hanno lavorato proprio con il caldo, con anche delle difficoltà sotto a questo sottopasso, sotto a questo tunnel. Quindi ci ha particolarmente colpito questo intervento così a gamba tesa. Un episodio che si verifica a poche ore dall'annuncio dell'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani di voler installare alcune telecamere in questa zona proprio per evitare fatti spiacevoli come questi. Abbiamo previsto a tutela non solo ovviamente della riqualificazione dell'opera d'arte, ma soprattutto a tutela degli studenti, una telecamera nel sottopasso, ma insomma sono cose che vengono fatte ordinariamente. Io ovviamente mi sono rivolto questa mattina alla Digos, loro hanno dimostrato nella stragrande maggioranza dei casi di essere in grado di individuare sempre i responsabili di questi fatti. Qui però ecco, più che responsabilità veramente c'è una grande tristezza, perché eravamo veramente molto contenti di questa iniziativa e oggi è il giorno del dispiacere. Poi ovviamente prenderemo dei provvedimenti e mi auspico che vengano individuati i responsabili e che i responsabili soprattutto paghino per quello che è successo. L'Agea presenta a 16 allevatori friulani un conto da 1.742.000 euro per le quote latte 2004-2005. Il TAR del Friuli Venezia Giulia annulla tutto, i calcoli sono sbagliati e vanno rifatti per la terza volta. Non c'è pace per 16 allevatori friulani che dopo 17 anni non sanno ancora quanto dovranno pagare per il prelievo supplementare delle quote latte 2004-2005. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura infatti persiste nell'errore e sbaglia per la seconda volta il calcolo della somma dovuta. È quanto emerge dalle sentenze con le quali il TAR del Friuli Venezia Giulia ha annullato la richiesta di pagamento ai 16 allevatori, assistiti dagli avvocati Katia Salvalaggio di Treviso e Cesare Tapparo di Udine. Nel 2020 il Consiglio di Stato impose all'Agea di ricalcolare le somme dovute dai produttori di latte perché, nel fare i conti, aveva utilizzato criteri non conformi al diritto comunitario. 2 anni dopo, l'Agenzia presenta loro una nuova richiesta di pagamento da 1.742.000 euro complessivi, ma per gli allevatori c'è qualcosa che non va e ricorrono al TAR regionale, che dà loro ragione. Per il giudice amministrativo, anche questa volta sono stati utilizzati criteri non conformi ai dettami europei. L'Agea ora dovrà rifare i calcoli per la terza volta. La Guardia di Finanza di Trieste ha scoperto e sanzionato 141 persone che hanno percepito illecitamente il reddito di emergenza a sostegno istituito in piena pandemia. I trasgressori hanno incassato in 2 anni oltre 300.000 euro. Pubblici per i quali non avevano alcun diritto. A scoprirli sono stati le Fiamme Gialle di Trieste, che hanno sanzionato 141 persone, ospiti di strutture con oneri a totale carico dello Stato, che hanno indebitamente richiesto e ottenuto il reddito di emergenza. Le indagini sono state sviluppate in maniera trasversale, incrociando i dati economici anche attraverso le banche, dai quali è emerso che i soggetti interessati avevano ottenuto indebitamente dall'INPS, utilizzando false autocertificazioni, diverse quote mensili del reddito anche per un anno intero, incassando tra i 400 e
9.800 euro per rata mensile, fino a un massimo di 9.600 euro nel biennio 2020-2021, soldi che non spettavano loro in quanto già completamente a carico dello Stato, visto che soggiornano gratuitamente in strutture pubbliche. Le cifre illecitamente ottenute dalle 141 persone, secondo gli accertamenti condotti dai finanzieri, sfiorano i 318.000 euro. Le sanzioni variano da 5 a 25.000 euro a persona, per un totale di 953.000 euro, e inoltre sono state avviate le procedure per il recupero delle somme erogate. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per individuare eventuali ipotesi di reato di competenza dell'autorità giudiziaria. Alcune decine di richiedenti asilo si sono radunate questa mattina davanti alla prefettura di Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per poter accedere al sistema di accoglienza. Quanto si apprende da associazioni attive nel settore, la loro presenza in piazza non è stata una manifestazione o una protesta, come apparentemente poteva sembrare. Ai richiedenti asilo sarebbe invece giunta un'informazione informale sulla necessità di recarsi in prefettura per registrarsi e accedere così all'accoglienza. Si tratta di persone che sono in attesa di una sistemazione e che, come denunciano le associazioni, si trovano al momento in strada. Torna nelle aule del Tribunale di Udine il processo per evasione fiscale a carico del presidente dell'Udinese Franco Soldati. Oggi le testimonianze del direttore generale bianconero Franco Collavino e di quello amministrativo Alberto Rigotto. Tutto gira attorno al rinnovo contrattuale di Floro Flores. Battute finali in tribunale a Udine per il processo a carico del presidente dell'Udinese Franco Soldati, accusato di evasione fiscale relativamente ai rinnovi contrattuali nel 2009 e nel 2011 di Antonio Floro Flores. Secondo l'accusa, l'Udinese avrebbe utilizzato nelle dichiarazioni fiscali 2011-2012 fatture soggettivamente false per 660.000 euro emesse dal procuratore Paolo Palermo, che avrebbero dovuto essere intestate al giocatore e non alla società. In altri termini, l'Udinese avrebbe concesso un benefit all'attaccante napoletano per poi dedurlo dal reddito d'impresa. Oggi, chiamati dall'avvocato Maurizio Conti, difensore di Soldati, hanno testimoniato il direttore generale bianconero Franco Collavino e quello amministrativo Alberto Rigotto. Collavino ha spiegato che nel 2011 la società e non Floro Flores incaricò Palermo di stipulare la proroga contrattuale. Alcuni mesi dopo il procuratore comunicò all'Udinese che i diritti economici dell'operazione erano stati ceduti alla società Exito, di cui era socio. Rigotto ha confermato che le fatture furono pagate dopo tutte le verifiche del caso. La discussione è stata fissata per inizio novembre. Il futuro dell'Oasi dei Quadris passa ora dalla Procura. L'Associazione Amici della Terra ha presentato infatti un esposto denunciando la morte di decine di animali a partire dal 17 agosto per la contaminazione delle acque dell'Oasi con il botulino, ma il sindaco Chiarvesio respinge le accuse al mittente. Una cinquantina di esemplari tra ibis, cigni, anatre ed altre specie morti tra agosto ed ottobre. Attrezzatura non sostituita e addirittura, in un caso, un ibis ritenuto morto messo in congelatore ancora vivo. Sono solo alcuni degli episodi che l'Associazione Amici della Terra ha denunciato in un esposto inviato alla Procura, alla Giunta regionale e al Ministero dell'Ambiente sulla gestione attuale dell'Oasi dei Quadris, dal 5 agosto non più in carica ai volontari di Amici dell'Oasi. Una mala gestione, secondo gli Amici della Terra, che ha portato alla morte di una cinquantina di animali per avvelenamento da tossina botulinica sviluppatasi nell'acqua stagnante dell'Oasi senza le necessarie attrezzature di ossigenazione. Il comune di Fagagna aveva deciso di non rinnovare la convenzione con i volontari per il numero eccessivo di animali ospitati nell'Oasi, numero che metteva a rischio il benessere animale. Abbiamo portato gli animali deceduti alla zooprofilassi come prescritto, ha spiegato il sindaco Daniele Chiarvesio, cosa che dal 2019 in realtà non sempre veniva effettuata. La causa principale della sofferenza degli animali, come da noi più volte sottolineato, è il sovraffollamento dell'Oasi, su cui stiamo intervenendo a più riprese con il ricollocamento degli animali. In particolare il numero degli ibis è assolutamente spropositato, conclude Chiarvesio, e per questo siamo in contatto con un'associazione austriaca che possa accoglierne il più possibile. L'Italia non deve recedere con l'Egitto sul caso Regeni. Non è una questione solo della famiglia del ricercatore friulano, ma una vicenda che riguarda tutto il Paese. A dirlo il Presidente della Camera, Roberto Fico, oggi a Trieste. L'Egitto è un paese che non rispetta i diritti umani, sul caso Regeni hanno fatto solo ostracismo e il nostro Stato si deve muovere con tutta la sua forza, come ho fatto io in questi 5 anni, per stare a fianco della famiglia Regeni, ricordando sempre che non è un caso
che appartiene alla famiglia, ma è un caso che appartiene allo Stato italiano, quindi questa è una questione di Stato e non si dovrà retrocedere, né prima si doveva fare, non è stato fatto in tutti i modi, né dopo. Roberto Fico, presidente uscente della Camera dei Deputati, ha nuovamente sollecitato il paese a non mollare la presa sull'Egitto sul caso Regeni. Il presidente lo ha detto nel corso del Barcolana Sea Summit, dove si è parlato di ambiente e di futuro, e anche del futuro del Movimento 5 Stelle ha parlato Fico in un incontro riservato con i consiglieri pentastellati, proprio in vista delle elezioni regionali che si terranno il prossimo anno. È sempre una sfida entusiasmante, qui in Regione come in altre regioni, poi il Movimento farà le sue valutazioni e le proprie scelte. Il gruppo consigliare del Movimento penso che abbia fatto un ottimo lavoro qui in Friuli Venezia Giulia. Sul futuro e sul clima all'interno del Movimento 5 Stelle poi... Mi sembra ottimo, stiamo lavorando, grande umiltà, andiamo avanti sui nostri temi progressisti e io credo che possiamo fare da qui in avanti degli ottimi risultati. Centinaia di persone hanno dato oggi pomeriggio l'ultimo saluto ad Armando Cimolai, il fondatore dell'omonimo gruppo industriale, morto domenica a 94 anni. Addio al gigante dell'acciaio. Oggi pomeriggio nella sua Vigonovo di Fontana Fredda, centinaia tra parenti, amici, dipendenti e rappresentanti del mondo delle istituzioni hanno salutato per l'ultima volta Armando Cimolai, fondatore dell'omonimo gruppo. Un addio sincero, tributato da scroscianti applausi ad un uomo che ha fondato la Cimolai nel 1949 e che ha accompagnato il gruppo negli oltre 70 anni di storia. Presenti in Duomo l'inseparabile moglie Albina, i figli con Luigi che guardando il feretro del padre ha promesso che non lo deluderà e i nipotini. Il parroco Don Giacomo Santarossa ha voluto ricordare Armando Cimolai tratteggiando non tanto il lato imprenditoriale conosciuto a livello internazionale quanto quello umano, di persona esigente prima di tutto con se stessa ma al contempo affettuosa, saggia e sempre pronta a fare del bene. Mi ricordo soprattutto quando lo trovavo al bar che mi fermava per bere un'ombra, si parlava e mi raccontava della sua vita, della difficoltà che ha avuto all'inizio e lo ascoltavo volentieri perché era come sentire mio papà. L'assessore regionale Sergio Midiobini ha voluto esaltare le sue doti di capitano d'azienda. Io ho avuto modo di conoscerlo negli ultimi anni, ma ciò che mi ha colpito è sempre stata la sua tenacia, la sua grande capacità e soprattutto la sua umanità. Insomma, il Friuli Venezia Giulia perde un pezzo di storia e un pezzo di cuore. All'uscita del feretro dalla chiesa un lungo applauso e un saluto caloroso. Ciao Armando. Oggi all'Isis Carniello di Brugnera si è tenuta l'assemblea annuale di Asso Pannelli, un'occasione per analizzare il momento e soprattutto gettare le basi del futuro, puntando sui giovani che usciranno dalla scuola superiore dell'Alto Livenza. Un mercato ancora trainante, quello del legno, ma il settore sta risentendo sempre più di una crisi dovuta non soltanto ai rincari energetici, ma soprattutto alla difficoltà di reperire le materie prime. Se il bonus 110% sta comunque permettendo alle aziende di lavorare, come è stato detto oggi nel corso dell'assemblea annuale di Asso Pannelli che si è tenuta all'Istituto Carniello di Brugnera, scuola che in quanto ad iscrizioni sta facendo registrare numeri importanti, il futuro desta preoccupazione. Molti produttori di pannelli con l'attuale livello dei costi energetici e la indisponibilità di legno preferisce ridurre le produzioni, per cui chiuderemo l'anno come filiera intera ancora in positivo nei fatturati. Speriamo di superare questo momento di difficoltà che però si protrarrà anche nella prima parte dell'anno prossimo. Investire sulla formazione scolastica è uno degli obiettivi utili a guardare il futuro con un pizzico di ottimismo in più. Noi dobbiamo continuare a crederci come imprese, come comparto, anche in quella che è la formazione dei nostri giovani, che sono la nostra forza del futuro. È un lavoro chiaramente a medio e lungo termine, sul quale non dobbiamo assolutamente rinunciare e anzi dovremmo aumentare quelli che sono gli investimenti in questa direzione, perché proprio questa è la garanzia che le nostre aziende possono mantenere quel primato che hanno raggiunto in tanti anni di sacrifici. Sul fronte della sicurezza stradale, oggi in Prefettura Pordenone c'è stato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nell'incontro al quale hanno preso parte forze dell'ordine e istituzioni è stato affrontato anche il tema della formazione dei militari americani in servizio ad Aviano, vista la serie di incidenti che hanno coinvolto gli avieri americani, il più grave dei quali ha causato la morte di un 15enne pordenonese lo scorso agosto. Nell'occasione è stato deciso che il 21 ottobre sarà dedicata una giornata formativa sulla sicurezza stradale ai militari della base.
Per fermare l'escalation di atteggiamenti aggressivi contro chi lavora in ambito sanitario, la FP-CISL ha avviato in regione una raccolta di firme e 4 sportelli per dare assistenza a chi ha subito violenza. La raccolta firme ha lo scopo di chiedere alle aziende sanitarie l'adozione di protocolli a tutela della sicurezza degli operatori all'interno dei luoghi di lavoro. I punti di ascolto puntano invece a fornire consulenza legale e accompagnamento nelle situazioni di crisi. Sono aperti a Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia, sia per i lavoratori della sanità che per quelli degli enti locali. Per sottoscrivere la petizione basta recarsi nelle sedi CISL. La raccolta di firme sarà organizzata anche nei luoghi di lavoro. Il primo influencer in Italia per le pulizie domestiche è un ragazzo di 30 anni. Si chiama Mattia Alessio ed è stato ospite questo pomeriggio di Casa Moderna. Mattia Alessio, tramite le varie piattaforme social, YouTube, TikTok, Instagram, sei diventato un vero cleaning influencer. Cosa vuol dire? Vuol dire poter influenzare quella che è la pulizia della casa grazie ai miei consigli. Quali consigli possiamo dare? Svariati consigli, e quali sono i tabù da sfatare? Il tabù da sfatare è che le pulizie di casa siano solo una questione del mondo femminile, quindi assolutamente anche i maschietti ci tengono tanto, anche che sono molto bravi. E poi i consigli ce ne sono tanti, dal pulire i vetri con il detersivo per i piatti ad utilizzare un prodotto come la candeggina delicata per eliminare l'odore dagli asciugamani, ad esempio, che può capitare. Quando è nata questa tua passione? È nata, ero molto giovane, poi si è sviluppato il tutto come interesse per la chimica della detergenza e l'ingegneristica degli elettrodomestici nell'adolescenza. E poi quando sono andato via da solo ho detto condividiamo tutto e facciamo in modo che possa essere utile tutto quello che ho provato in questi anni. Senti, ma attraverso i social ti chiedono consiglio anche gli amici maschi? Assolutamente sì, tantissimi, anzi ora vorrò fare anche dei focus magari nel mondo un po' più maschile che poi vi svelerò più avanti, però assolutamente sì. Grande successo ieri sera per la sfilata d'alta moda Udine Fashion Night, trasmessa in diretta da Telefriuli. Un inno alla forza e determinazione dei piccoli e medi imprenditori artigiani del territorio che hanno resistito ad un periodo durissimo, ma anche una vetrina per valorizzare l'eccellenza del settore in termini di creatività e professionalità. Grande successo ieri sera per la seconda edizione di Udine Fashion Night, sfilata d'alta moda, andata in scena in Piazza Libertà e trasmessa in diretta da Telefriuli, organizzata da Barbara Beltrame e Anna Mareschi Danieli. È stata proprio la vicepresidente di Confindustria Udine ad aprire la serata. Sul palco anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il sindaco di Udine Pietro Fontanini e poi l'ospite d'onore Gabriella Carlucci. Quindi la sfilata in passerella di più di 100 abiti a rappresentare 9 brand d'eccellenza del territorio. Un evento spettacolo creato e pensato per promuovere il nostro territorio. La sua bellezza, la sua artigianalità, il suo saper fare e la sua imprenditorialità. La competitività del nostro tessuto produttivo, in particolar modo in un settore che è un valore aggiunto enorme per il sistema paese, non solo Friuli Venezia Giulia. Pensiamo alla moda, qual è il valore aggiunto del brand Italia che possiamo portare in giro per il mondo? Però dicevo, l'unico modo per essere competitivi è la qualità che noi possiamo garantire nel nostro sistema produttivo. E penso che questa serata celebri proprio questo: la qualità, la capacità manuale, la creatività e l'ingegno. Fare questa manifestazione qui nel cuore di Udine con le bellezze del nostro artigianato veramente è un piacere, quindi grazie per questo vostro impegno, grazie per coloro che sfileranno con i modelli che avete creato, perché come diceva bene il nostro governatore sono le cose che danno valore aggiunto a questa terra. Eccezionale questo evento perché oggi la manualità, la sartorialità non esiste più, la manualità, la sartorialità non la sanno fare tutti. Ci sono pochi maestri che la possono ancora insegnare e qui voi ce l'avete. Io ho visto gli abiti, non spoilerò quello che ho visto, però ho visto delle cose fatte veramente molto molto bene, per gusto, per la scelta dei tessuti e per la professionalità e manualità con cui sono stati realizzati. Quindi anche questo è un settore che vi può dare veramente grandissime soddisfazioni.
Appuntamento speciale questa sera alle 21 su Telefriuli, presenteremo in diretta il palinsesto 2022-2023 della nostra emittente. Alcune novità hanno già debuttato, altre sono in asse di partenza. In studio tutto lo staff di Telefriuli, le sue voci, i volti che ogni giorno vi informano, vi tengono compagnia e vi fanno sorridere. Ci vediamo in diretta alle 21, subito dopo la pubblicità, appuntamento con tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata.